Ultima partita dell'anno per l'Antenore Sport Padova, che torna al Palagozzano dopo una striscia nera di 5 sconfitte consecutive e non trova sicuramente l'avversario migliore, visto che alla Guizza arriva lo Spinea, primo in classifica, praticamente un testa coda, ma i ragazzi di Rodriguez vogliono reagire. Prima della partita il capitano Crepaldi carica i suoi l'Antenore, vuole chiudere l'anno in bellezza davanti ai propri tifosi, anche se all'inizio rischia. Lo Spinea va vicino al gol ma non riesce a concretizzare questa occasione. La partita è comunque aperta, anche se la prima occasione per l'Antenore arriva incredibilmente dal portiere Paladin. Questo è uno schema che porta Paladin a calciare con il sinistro, con una deviazione stava addirittura per segnare, poi lo Spinea non riesce ad approfittare della porta sguarnita. Ancora gli ospiti ci provano, questa volta con Stocco dopo una punizione, bravo a parare Paladin. Spinea meglio in avvio, ancora Paladin deve smanacciare in questo caso il tiro di Zanatta, poi Cinquino che ci prova, para con i piedi il portiere. Poi quando mancano 6 minuti alla sirena del primo tempo arriva il vantaggio dell'Antenore. Bello questo schema che porta al gol di Rizzi al volo di sinistro. Bello questo gol dell'Antenore che prende fiducia, anche perché riesce a blindare la porta nel primo tempo, anche con un po' di fortuna. Qua lo Spinea non è preciso, l'ultima occasione capita sui piedi di Toso che a tu per tu con Paladin spara a lato. Si arriva nel secondo tempo e lo Spinea però trova subito il pareggio. È bravissimo, molto veloce Zanatta a girarsi in un fazzoletto, a eludere un avversario e a calciare in rete con il destro. 1-1, tutto da rifare per l'Antenore che poi trema. Paladin deve salvare ancora, ma la partita è aperta. Poi sul susseguente contropiede ci prova Cinquino con il destro ma non inquadra la porta. Lancio lungo dello Spinea, ci arriva ancora Zanatta, fa buona guardia a Paladin, poi però funziona la pressione dell'Antenore che porta ancora Rizzi a recuperare il pallone, a segnare così la sua doppietta. Esulta il giovane Rizzi, esulta tutto il Palagozzano, perché l'Antenore sta disputando una partita gagliarda, sta vincendo per 2-1 contro la capolista, però non è ancora finita perché lo Spinea vuole i 3 punti e subito, proprio come era successo in precedenza, trova il pareggio. A segnare è Stocco che approfitta così di una respinta corta di Paladin e trova l'immediato 2-2 lo Spinea, quindi a quel punto non si accontenta e trova anche ancora con Stocco il 3-2. Mancano 7 minuti alla fine del secondo tempo e sembra maturare un'altra, l'ennesima sconfitta per l'Antenore. Invece qua l'episodio che cambia il match, perché c'è questo intervento scomposto su Paladin, è il 6º fallo per lo Spinea e quindi il tiro libero realizzato da Secchieri, che è glaciale come sempre dalla mattonella, e riesce a segnare il 3-3 colpendo anche la traversa. E poi questo fallo netto su Cinquino regala all'Antenore l'opportunità anche di andare in vantaggio, ed è ancora Secchieri, ancora freddissimo, cambia angolo ma segna nuovamente ed è incredibile. Il 4-3 per l'Antenore a 30 secondi dalla fine. L'Antenore ribalta la situazione, lo Spinea poi ovviamente prova il tutto per tutto anche col portiere di movimento, invece viene beffato dal gol del capitano Crepaldi che segna dalla sua area, fa esplodere così il Palagozzano. Rivediamo la prodezza di Crepaldi, freddo, preciso, tecnico per il gol del 5-3 che chiude la partita. L'Antenore quindi festeggia la seconda vittoria in campionato dopo 5 sconfitte consecutive, batte la capolista, è una grande impresa. Adesso può anche festeggiare un Natale più sereno. L'appuntamento per il ritorno in campo è per il 14 gennaio ancora al Palagozzano, quando arriverà il Verona.